Così facciamo un po' di scena. Se riusciamo. Però devo aspettare che mi diano il via libera. Buongiorno e ringrazio insomma chi è qui con noi, chi ci sta ascoltando. Ringrazio soprattutto l'autrice che adesso andremo a presentare il libro che ha scritto, che è Barbara Fornasier, che ha scritto Un viaggio senza mappa. Barbara, che è una donna, come possono essere tante di noi, che insomma ama viaggiare, ama la sua famiglia, ha un legame speciale con la mamma e con il fratello. Mi emoziono perché con Barbara è stato un percorso di conoscenza che ci lega da un po' di anni e abbiamo imparato a conoscersi, e di quello che mi ha sempre stupito di lei è la sua libertà, quindi la sua capacità, nonostante quello che insomma in qualche modo di cui si è fatta carico, di portare avanti. A un certo punto della vita arriva la diagnosi, quindi un nuovo viaggio. Innanzitutto buongiorno, mi si sente? Vai, sì. Innanzitutto buongiorno e grazie di essere qui presenti e grazie a Francesca per questo invito. Come diceva Francesca, io amo viaggiare. La malattia di mia mamma si è palesata qualche ora prima che io partissi per un viaggio in Russia. E la strada che abbiamo intrapreso è stata all'inizio tortuosa, complicata, piena di lacrime, piena di dubbi, piena di porte alla quale bussavamo e alla quale non ci rispondevano. Mi scuso, parliamo dell'Alzheimer perché non l'ho detto all'inizio e quindi sennò chi ascolta non può capire. Certo. Quindi è un viaggio verso la diagnosi dell'Alzheimer. Grazie. Quindi abbiamo avuto questa diagnosi e quindi ci siamo sentiti spaesati, anche perché gli aggettivi che vengono dati a due figli, come nel nostro caso, era che era una malattia inguaribile e degenerativa. Parlare di inguaribile e degenerativo vuol dire parlare di una cosa che non ha speranza, una cosa che non ha futuro, una cosa che ti fa andare a casa, e la prima cosa che abbiamo cercato su internet è stata quanto si vive con la demenza, ovvero ancora quanto tempo avremo avuto con noi la nostra mamma. La nostra mamma che non sapevamo poi quali sarebbero state le reazioni che avrebbe avuto, quanto ci avrebbe riconosciuto e come avremmo dato a lei gli strumenti per affrontare questa malattia, che purtroppo era 10 anni fa ed è tutt'oggi una malattia ghettizzante in andata e ritorno, perché le famiglie si vergognano ancora e le persone per 1000 motivi non si avvicinano. L'altro giorno parlavo con una famiglia che ha avuto la diagnosi di demenza qualche anno fa e mi ha risposto: mia mamma, in questo caso era un papà e una mamma, mia mamma da quando il papà è ammalato non alza le tapparelle perché teme di far sentire o far vedere degli atteggiamenti strani di mio papà. Quindi affrontare una malattia in questa maniera, è una malattia che dura tanto tempo, è un terminale di viaggiare e non è un viaggio geografico, è rimanere là, sedersi su una poltrona e dire aspettiamo che passi, cioè che finisca, che passi. Grazie. Allora, lo scrivere il libro sarebbe interessante capire il perché hai scritto questo libro e come pensi in qualche modo che attraverso il racconto e quindi anche l'essere adesso seduti presso una sede istituzionale come quella della Regione, dove spesso si parla di percorsi di cura, dove spesso parliamo di questi argomenti e cerchiamo di capire quali sono i servizi e come soprattutto ci si può approcciare ai nuovi percorsi di vita e di accompagnamento alla morte. Quindi il perché l'hai scritto e come pensi che possa essere utile rispetto a chi in qualche modo sta vivendo o potrebbe vivere in futuro il percorso, il viaggio che tu hai intrapreso. Allora, faccio una premessa. Io scrivo da tantissimi anni, penso di aver cominciato a scrivere a 15 anni, 16 anni, il giornale diocesano, quelle cose che si fanno a 20 anni. Mi piaceva, era semplicemente una velleità, mi piaceva scrivere.
Poi ovviamente la malattia di mia mamma mi ha portato a 2 stop, a 3 stop. Non viaggiavo, non scrivevo e non leggevo, quindi le 3 cose che io amavo di più fare non le facevo. Durante la pandemia, durante il quale tra l'altro c'è stato un peggioramento importante della malattia, ho cercato su internet come se ne parlasse. Bisognava trovare qualcuno che sicuramente più dotto di me, più preparato di me, non tanto un medico, un neurologo, uno psicologo, ma qualcuno che l'aveva affrontato, mi desse delle dritte per affrontare questo percorso. Il problema è che tutte le volte che io mi sono approcciata a leggere, trovavo testi che avevano come base le lacrime, la disperazione, a volte lo dico in maniera forse provocatoria, puzzavano di crisantemi. Quindi era qualcosa già lì, ormai. Essere alle porte di un cimitero era più o meno la stessa cosa. E quindi ho detto, provo a ritirare fuori il mio scrivere, per raccontare cosa vuol dire vivere con la demenza tutti i giorni, perché la demenza non è soltanto a settembre quando c'è la giornata legata all'Alzheimer. La demenza c'è 27 ore al giorno, non 24 che 27, perché certe ore sono più lunghe. E quindi ho detto provo a scrivere cosa vuol dire stare con mia mamma, cosa vuol dire aver trovato una modalità per raccontare a lei la malattia. Mia mamma aveva bisogno di avere degli strumenti, persona di 70 anni, 71, avere degli strumenti per spiegarle agli altri e dire ho la demenza frontotemporale destra, era stancante. Quindi io ho inventato una favola che dice che lei raccontava a tutti. Mia mamma aveva un semino nel cervello che si muoveva in maniera disordinata all'interno di esso, creando dei sintomi che non erano legati alla situazione attuale. Quindi aveva paura e rideva, aveva fame e piangeva. Quindi questo tipo di spiegazione ha reso mia mamma non ghettizzata, perché diceva a tutti, fermo, ti racconto cos'ho. Io ho la malattia del semino e per tanti anni questa storia un po' bislacca ci ha permesso di uscire dalle porte di casa. Francesca negli anni quante volte ci ha trovato in giro anche per eventi non legati alla demenza. Poi a un certo punto ho detto, io qual è il mio modo per poterlo fare, per poter arrivare a più persone possibili? Perché uno spettacolo teatrale, come abbiamo fatto, restava dentro le 20, 30, 50, 100 persone che potevano essere presenti. Io avevo bisogno che quel libro arrivasse a più persone possibili, perché la cosa più importante da far capire è che oggi non c'è nessuno che ci aiuta. Le porte chiuse non le ho trovate soltanto io, le abbiamo trovate tutti. Le famiglie sono abbandonate e l'abbandono non è il vicino non mi parla, che uno ci si abitua, è il fatto che le risposte degli uffici competenti non arrivano. Le circolari è più facile che io me le trovi su internet che negli uffici preposti. È più facile trovarmi a dover inventare delle modalità per gestire la malattia piuttosto che qualcuno mi dica ti prendo per mano e ti aiuto. Noi abbiamo inventato nel tempo dei modi per affrontare la demenza, ma sono state, io dico sempre, delle grandi botte di fortuna. Mia mamma ha consumato il Salve Regina. Mia mamma mi diceva il Salve Regina per tutti e 1000 volte al giorno. È il nostro modo per farla esercitare la memoria. Mia mamma, quando io arrivavo a lavorare, sapeva che per salutarmi, prima di dirle vado in ufficio, mi doveva dire il Salve Regina e due tabelline. Una la sceglieva lei e normalmente arrivavamo a 1, 2 o 3, quelle erano le sue, e io ovviamente prendevo il 7 e l'8. Tutte le mattine mia mamma aveva questo, però è una cosa che mi sono inventata. Sono stata brava? No, ci ho provato, poteva andarmi bene come andarmi male. Quindi ho deciso di scrivere questo libro che è semplicemente il nostro diario che ha fatto sì che questo viaggio senza mappa, perché è un viaggio senza mappa, che nessuno ti aiuta, nessuno ti dice vai di là o vai di qua, diventasse una coccola, passiamo così, per tutte le altre persone che
possono incontrare questa malattia nella loro strada. Perché è atroce pensare che la fatica di questi anni, le lacrime, le notti senza dormire, cioè, tutte queste cose qua, vadano perdute con la morte di Anna Maria. È inutile che questa cosa porti bene a mia mamma, ok? Mia mamma adesso è una bambina di 80 anni che non parla, che non cammina, che fa il minimo indispensabile. Ma questi 10 anni non possono essere buttati via con lei. Se c'è qualcuno al mondo che ha bisogno, io cercherò in tutte le maniere di farglielo arrivare. Sarà una fesseria, non sarà il risultato, la cosa migliore di questa terra, ma comunque sarà una briciola che mi permette oggi, dopo 10 anni, di dire a domanda come sta tua mamma, io vi rispondo bene, con la demenza ma sta bene. E a fronte soprattutto di queste ultime parole, secondo te qual è il tuo sogno in qualche modo più grande in questo momento, legato chiaramente al percorso di cui stiamo parlando e che hai fatto in questi 10 anni? Io mi permetto di raccontarvi due cose. Il mio sogno, e poi Francesca rubo un secondo, per raccontarvi una cosa che riguarda questo libro che inizia con oggi. Prima vi racconto questa cosa e poi vi dico qual è il mio sogno. Ho fatto stampare circa un centinaio di libri che mi sono arrivati la settimana scorsa a casa. Questo libro da oggi, a spese mie, vabbè, partirà per tutta Italia. Quindi chiederò alle persone che vanno in vacanza, in Italia ovviamente, di portarsi via un libro con sé. All'interno di questo libro ci sarà una dedica. Lo lasceranno in stazione del treno, in una panchina, in un ospedale se capita, e dirà semplicemente questo: se hai trovato questo libro, leggilo e poi regalalo a qualcuno che ha la demenza. È l'unico modo che ho io, che non sono nessuno, la mia voce vale niente, è l'unico modo perché questo libro provi ad arrivare a qualcuno che ne ha bisogno. Ne partiranno 100, ne arriverà uno, festeggeremo, perché quel libro sarà arrivato a casa di qualcuno che non conosco e che magari anche lui inizierà a far recitare le Salve Regina alla sua mamma, al suo marito, al suo figlio. E per me questo è un regalo, perché è il regalo che io non ho avuto. Se io dovessi esprimere per me un desiderio, vorrei tornare indietro e avere qualcuno che si siede a fianco a me e a mio fratello il giorno della diagnosi, per sentirmi dire: guarda che non ci sono soltanto quei due aggettivi, inguaribile e degenerativo. Il mio sogno, cioè quando posso andare via sulle 8 di stasera, il mio sogno è innanzitutto che non ci sia bisogno di un'altra riunione, di un'altra conferenza, un incontro come questo, che non ci sia bisogno di un altro libro come questo, che non ci sia bisogno di altre litigate come le mie, in maniera trasversale devo aver litigato con tutti quelli con cui era possibile litigare o dibattere. Perché penso che, dato che siamo in un ambiente istituzionale, io spesso ho detto che sono arrabbiata con le istituzioni, ma Francesca sapeva benissimo che se pensava che io fossi venuta qua dicendo grazie istituzioni, sono felicissima, non mi avrebbe invitato, era una delle poche certezze. Il problema di base è che se si parla di una città amica delle persone con demenza, fra 20 giorni, un mese si comincerà ad avere le città tappezzate. Cosa vuol dire essere città amica delle persone con demenza? Innanzitutto cambiamo la parola città, non c'è la città che deve diventare amica della demenza, le persone devono diventare amiche delle persone con demenza. E essere amici delle persone con demenza vuol dire che un paese che è fatto di persone con ruoli diversi, con competenze diverse, con posizioni diverse, con sedie che possono fare la differenza. La mia sedia non fa differenza, la sedia di Francesca può fare la differenza. Questa città di persone deve declinarsi e domandarsi cosa può fare per un paese, con la P maiuscola, paese inteso come Italia, dove ci sono 1.100.000 di persone ammalate di demenza oggi. Parliamo di persone che possono avere dagli 0 anni ai 100. La demenza non è quella della nonnina che ha visto passare
Babbo Natale in pieno agosto per la città. La demenza è quella che colpisce un papà o una mamma a 30 anni. La demenza è quella malattia che fa sì che se una mamma non riconosce il suo bambino o la sua bambina a 8 anni, l'ammalato non è solo la mamma, è anche la mamma, ma è anche quel bambino di 8 anni che si trova di fronte ad una persona ammalata che lo tratta come un moccioso, perché quella donna di 35 anni nel suo cervello è una ragazzina di 17 anni e un bambino tra i piedi rompe le scatole. Tu spiega a quel bambino di 8 anni. Una città amica per le persone con la demenza è una città che si interroga come aziende. Andiamo, togliamo gli aspetti quelli affettivi e tutte queste cose qua. Parliamo di un'azienda che ha un dipendente che ha 35 anni, mutuo, 2 figli e la moglie che magari lavora mezza giornata, si ritrova ad avere qualcosa che si potrebbe avvicinare alla demenza. C'è tutta la trafila, tutti qua, prima che arrivi un'accompagnatoria, una pensione, eccetera. In quel momento lì c'è un dipendente. Allora togliamo gli aspetti affettuosi o di vicinanza. Ho un dipendente e non so come gestirlo. Giustamente non lo posso licenziare. Quell'azienda come si deve comportare? Allora, se l'azienda ha 100 dipendenti, quella persona lì andrà fuori sul giardino e toglierà l'erba. Ma se quell'azienda ha 2 dipendenti, è una delle tante aziende artigianali del nostro territorio. Allora l'uomo di cuore soffre, l'artigiano che porta a malapena lo stipendio a casa per sé e un suo dipendente, anche lui è una persona malata. Quindi quando parliamo di ammalati sulla demenza è riduttivo dire c'è un ammalato. Ci sono 1,3 milioni, 1,4 milioni di persone ammalate in Italia, ma c'è un indotto di 3 milioni coinvolti. E tenendo presente che le persone che curano gli ammalati sono prevalentemente le donne e le persone ammalate sono prevalentemente donne, perché comunque la demenza colpisce prevalentemente le donne, bisognerebbe pensare anche a percorsi per queste famiglie, per questi supporti, perché non ci si inventa a supporto della persona con la demenza. Non è stai seduta là e stai buona. Io dico sempre che ho avuto una grande grazia dal cielo. Mia mamma con la demenza è diventata pigra e diceva domani sera scappo, ed era mattina presto e possibilmente scappava in compagnia mia, che così non si sbagliava. Ma c'è chi scappa prima di pensare. E allora bisogna coinvolgere i commercianti. Una persona che ti entra dentro il negozio e capisci che è un po' svagato, non capisce dove andare. Tu negoziante hai il diritto di avere gli strumenti per aiutarlo, perché non è semplicemente è svagato e non torna, è svagato e non torna, e non tornare non serve che spieghiamo cosa significhi. Grazie. Un'ultima domanda che insomma prendi anche un po' più di tempo. Quali sono i passaggi, se vuoi anche leggere magari dei passaggi, che vorresti condividere all'interno di un'istituzione in modo positivo e propositivo? Nel senso di quali sono i messaggi che vuoi lasciare? Okay. Posso approfittare di una lettrice io ho una lettrice del cuore che mi segue nelle mie presentazioni, certo. E Chiara legge sicuramente molto meglio di me. Vedo un attimo con lei quali potrebbero essere 1 o 2 passaggi. Grazie. Come, no, dimmi tu. Sì, allora uno è questo. Tanto il telefono, poi mi dici. Allora. Telefono e... Sì. Ah, ok. Allora, quelli che ho scelto sono 2. Uno, qual è stato uno dei tentativi di creare un dialogo con mia mamma che fosse diverso da quello che era prima. E uno
vediamo No, dopo. non lo vediamo dopo. Buongiorno. Inizialmente ho provato una grandissima sofferenza per essere l'unica a non essere riconosciuta. Mamma identificava tutti, al punto tale che passeggiando per il nostro paese, se incontravamo persone che conoscevamo appena, lei si premurava di presentarmi. In realtà non sapeva spiegare per bene chi fossi, ma riteneva doveroso in qualche modo motivare la mia presenza accanto a lei. Poi un giorno l'illuminazione. Se in presenza non mi riconosceva, quando le telefonavo la mia voce era quella di sua figlia. E così, nei momenti in cui la nostra convivenza diventava troppo difficile, ovvero io cercavo di farle capire, dati alla mano, che ero sua figlia, lei mi cacciava di casa e io andavo in garage e le telefonavo. Così io ritrovavo la mia mamma e lei, sua figlia. Le nostre telefonate seguivano sempre lo stesso copione. Dapprima la gioia nel sentirmi e poi la preoccupazione per la mia stanchezza. Ero sempre a Milano impegnata in un corso difficilissimo, lunghissimo, il freddo, la pioggia, anche in pieno agosto, e poi naturalmente parlavamo di quella maleducata, ovviamente io, che insisteva dicendo di essere sua figlia. Dovevo trovare quindi il modo di convincerla ad accettarmi, o meglio, ad accettare la me che non riconosceva. Mia mamma era sempre stata estremamente attenta ai bisogni del prossimo e quindi quella che lei voleva cacciare di casa perché insisteva dicendo di essere sua figlia è diventata, come per magia una povera orfana senza parenti che desiderava tanto avere una mamma buona come lei. E questa storia, confezionata su misura sulle sue debolezze, pian piano la tranquillizzava e quindi mi diceva che le mancavo e si rendeva disponibile ad accogliere quell'altra. E terminata la telefonata, io di nascosto uscivo dal mio nascondiglio e, vista quasi come una piccola fiammiferaia, venivo accolta. In quel periodo, effettivamente, mi sono fatta prendere la mano e le telefonate erano sempre più lunghe e la piccola fiammiferaia era sempre più sfortunata e più disperata era la mia storia e più lei era accogliente. Io farò questa, che è quella pagina 79 e l'ultima che è veloce. Allora vi spiego. Allora, una è una rilettura del rapporto con mia mamma, perché ovviamente donna di parrocchia, catechista per tanto tempo, io vissuta all'ombra di una parrocchia, ovviamente mi sono arrabbiata con Dio. Cioè, aveva fatto ammalare la mia mamma, anche questa. E quindi all'inizio, se pretendevo che lei pregasse, quindi Salve Regina era il suo modo di fare esercizio, io ero arrabbiata. Avevo tutti i santi diritti di essere arrabbiata. Poi a un certo punto ho detto, forse Dio mi dà delle risposte diverse da quelle che io vorrei. La risposta che voglio io è: la mia mamma non potrà mai guarire, però mia mamma potrebbe diventare una donna serena, e lo è diventata. E l'ultimo testo che leggeremo, anzi che leggerà Chiara, è Oggi come sta mia mamma, perché se qualcuno mi chiede come sta mia mamma io rispondo bene, nonostante la demenza. Dopo mi dici la pagina. Allora, il nostro nuovo modo di viaggiare ha modificato anche il mio rapporto con la fede. Certamente non è stato un passaggio semplice, ma dall'essere arrabbiatissima sono passata a considerare la presenza di Dio nella vita della mamma e di conseguenza della mia da un'angolatura differente. Il mio riavvicinamento è stato graduale, ma ricordo come fosse ora il momento in cui ho individuato dove fosse la mano di Dio che avevo tanto cercato. Un pomeriggio in cui lei dormiva ed io avevo solo voglia di riappropriarmi della mia mamma di un tempo, mi sono rifugiata nel suo armadio. Tra quegli abiti che ormai non indossava più, spiccavano i vestiti da casa, quelli pieni di fiori, leggeri e con le tasche ampie. Sfiorandone uno,
ho trovato su un angolino di una delle tasche appuntata una piccola spilla da balia. E così mi sono passate davanti agli occhi istantanee del tempo andato e legate a quelle tasche. Esse erano il rifugio di una serie di cose tutte scollegate tra loro, una molletta per il bucato, un cacciavite piccino piccino, un fazzoletto ben piegato e fresco di bucato, un elastico, una penna, tante altre cose. Quelle tasche erano un po' il riassunto delle giornate di mia mamma. Sempre di corsa tra mille impegni, su, giù per le scale a chiocciola, spesso scalza o in piedi su una sedia per sistemare uno dei tanti libri della libreria che a suo dire non rispettava l'ordine di altezza. «Mamma, stai attenta! Mamma, non salire sulla sedia se sei a casa da sola!» E poi la malattia. E tutto è cambiato. È cambiata lei. Quel giorno, con il naso appiccicato ai vestiti della mamma, quasi per catturare gli ultimi rimasugli del suo profumo di un tempo, ho capito dov'era la mano provvidenziale di Dio, quella mano che io cercavo nei posti più disperati, ma che invece era sempre stata accanto a lei. Mia mamma è diventata tanto timorosa e soprattutto tanto pigra. Il suo tirarsi costantemente indietro dalle cose da fare ha continuato per moltissimo tempo ad essere una sorta di salvavita per lei. Ha cominciato a salire e scendere le scale solo se sollecitata. Se le si chiedeva di andare in giardino, la prima cosa che rispondeva era «fa freddo», e anche con 40 gradi all'ombra. Se si arrabbiava e decideva che era venuto il momento di scappare, stando seduta in poltrona, ci avvisava che il giorno dopo sarebbe tornata a casa sua. Poco importa che fosse mattina presto e che durante la giornata avrebbero potuto esserci 1000 altre occasioni di fuga. E così, con la testa tra i vestiti della mamma, mi sono resa conto che la risposta che chiedevo a Dio era arrivata, anzi c'era sempre stata, addirittura da prima che io iniziassi a chiederla. Avere reso pigra mia mamma è stata la carezza di Dio. Negli ultimi mesi, quando qualcuno mi chiede come sta la mamma, senza esitazione e con un sorriso soddisfatto rispondo «bene». Qualche giorno fa una conoscente mi ha detto «ma come puoi dire bene?» E io l'ho guardata e la mia unica risposta possibile è stata ribadire che il nostro viaggio procede lentamente, ma bene. Tornata a casa ci ho pensato un po'. L'avverbio «bene», con il significato che normalmente gli attribuiamo frettolosamente, poco si addice alla mamma. Pronuncia pochissime parole, cammina solo per brevi tratti e sorretta, ha bisogno di noi per tutto, un filo d'aria può cambiare tutto in un secondo, la sua quotidianità, insomma, tra il bene e lo stare di mia mamma c'è oggettivamente di mezzo l'oceano. E allora perché rispondo bene? Mento? Mi vergogno? Ho una visione distorta e dirottata della nebbia, della realtà? Niente di tutto questo. Quando nella vita di una famiglia, e non del solo ammalato, entra la demenza, puoi fare due cose: o darti per vinto alla prima curva, o cercare di rendere più normale possibile una quotidianità che non ha nulla di normale. Noi, dopo tanta fatica, abbiamo optato per una quotidianità anormale, nella normalità. E in questo percorso ad ostacoli, banalmente, anche le parole hanno un ruolo fondamentale. E allora, come sta la mamma? Bene, perché sorride, perché ci dà il bacio della buonanotte, perché è golosa come una bimbetta, perché con attenzione ha guardato i giochi olimpici e perché fa l'occhiolino, perché quando una persona le piace, le accarezza la mano. Il viaggio nostro con la demenza lo abbiamo affrontato anche modificando il senso dell'avverbio bene. Noi continuiamo a farlo consci che dietro l'angolo, prima o poi, ci saranno ostacoli sempre più difficili da superare, ma intanto godiamo per quei panorami che pensavamo non avremmo mai più avuto la forza di ammirare.
Intanto grazie anche per la profondità con cui sono state fatte le letture, per la profondità insomma delle parole, e lascerei insomma a Barbara per un ultimo messaggio se vuole lasciarci e condividere, e poi prima di chiudere vorrei dare un attimo, che la ringrazio, la parola alla vicepresidente della Commissione Sanità Anna Maria Bigon, che ci ha raggiunto. Per me è importante aver parlato qui in questo luogo, cioè davanti a voi è importante, ma anche il luogo, cioè avere la possibilità di raccontare il nostro affrontare la demenza in una realtà come questa per me è importante, perché ha un doppio significato, sia perché comunque, al di là del fatto che io dico spesso che sono arrabbiata con le istituzioni, però come ho già detto all'inizio era una condizione che Francesca sapeva da quando ne parliamo, ma anche perché sono convinta che certe sedie che fanno la differenza possono farla, e fare la differenza in molti casi non è una questione di soldi, non è una questione di scelte importantissime, è a volte fermarsi e dire: perché nelle sedie che fanno la differenza non ascoltiamo cosa vuol dire vivere con la demenza? Quando si creano i famosi protocolli, magari sarebbe carino dire: ehi, tu che vivi 27 ore al giorno con la demenza, cosa ne pensi di questo protocollo? C'entra qualcosa con tutto quanto? I protocolli sono diventati, per me, la parola protocollo per me corrisponde ormai a una parolaccia, nel senso, se uno dice Barbara sei un protocollo, cioè, lo denuncio per offesa, per frasi oscene, perché i protocolli sono fatti da scatole, da parole, non da persone. Anna Maria, Michela, Susanna, Alberto, non sono protocolli. E creare una città accudente è fondamentale, e non è sempre questione di soldi, di burocrazia, anche di semplicità. Io ho fatto un paragone, è l'ultima cosa che dico, tra la città di Bari e la città di Venezia. Cosa fa la città di Bari per la demenza e cosa fa la città di Venezia Maestra ovviamente, per la demenza? Ho detto: Gesù mio, io sono nata in provincia di Bari, sono nata ad Altamura. Abbiamo avuto la demenza troppo tardi, dovevamo averla quando abitavamo in Puglia. Cioè, avremmo avuto tutta una serie di risposte che qui non abbiamo avuto, e non sono risposte che necessitano di chissà cosa. La demenza si affronta anche con la buona volontà. È questa la cosa che vorrei che partisse da questo incontro. Fermiamoci, capiamo di cosa veramente hanno bisogno le famiglie. Non siamo numeri, non sono numeri di persone malate, siamo persone tutte diverse, ma siamo persone che non hanno 99 anni, come dicevo prima, sono persone di tutte le età. E quindi fermarsi un attimo e dire: cosa possiamo fare? Ogni tanto avere l'umiltà di dire: beh, questa cosa io non la so affrontare perché grazie a Dio non l'ho avuta nella mia vita. Cosa vuol dire averla nella propria vita? Cosa sarebbe bello che ci fosse? Magari cosa sarebbe bello può essere un qualcosa che arricchisce il cuore di una persona, perché comunque la demenza si affronta anche con il bello, non soltanto con dei percorsi medici. Io dico che buona parte del buono che si vede in mia mamma, e Francesca l'ha incontrata anche poco tempo fa, noi l'abbiamo fatto grazie a percorsi non farmacologici. Ci sono quelli. Quelle pastiglie ci saranno finché lei verrà a mancare, ma ci sono dei percorsi alternativi che sono da valorizzare. E questa è la differenza. Grazie, adesso lascio, prima di chiudere, la parola ad Anna Maria e poi dirò, finisco e dico no, resta qua. Anna Maria Bigon. Resta, ci sono. No, resta. No, intanto grazie
alla collega Francesca Zottis per avermi invitato. Perché guardi, io ho ascoltato le ultime 2-3 pagine e riflessioni che avete fatto sulla mamma, ma le parole che avete espresso sono quelle che noi dovremmo quantomeno capire e cogliere, essere consapevoli dei bisogni che hanno le famiglie. Perché quando si parla di una mamma, quando si parla di un papà, di un fratello, di una persona che comunque è familiare, non li possiamo considerare dei numeri. E sono persone che hanno bisogno del bello. Allora pensavo alle cure palliative, no? Pensavo al fatto degli educatori che non curano, ma che accompagnano la persona anche con demenza, magari a fare un giro, a fare una passeggiata. Perché succede che nelle famiglie, nel momento in cui ho avuto anch'io familiare, mio papà, sono malato per anni, ti senti isolato. Perché insomma le persone, magari gli amici di prima, difficilmente hanno paura di disturbarti, no? Hanno paura magari di essere un peso, sanno il problema che hai pesante all'interno della famiglia. In realtà non è così, dovrebbe essere il contrario, no? Dovrebbe essere il contrario, ma l'istituzione di cui tu hai detto sei arrabbiata e che noi siamo qua, io e Francesca te lo garantiamo, che stiamo facendo di tutto per cambiare le cose. E anche per una sensibilità e anche per dei valori che abbiamo, che credo insomma a volte bisogna anche esaltarli, perché insomma non siamo tutti uguali al mondo. E il fatto magari di far accompagnare, ne abbiamo 14.000 solo nelle case di riposo che hanno problemi di demenza. Abbiamo 348.000 non autosufficienti nel Veneto, di cui 32.000 nelle case di riposo. Vuol dire che a casa abbiamo un mondo. E siccome che a casa è la cosa più bella del mondo, perché di fatto, insomma, ne parlavo anche ieri con degli ammalati di SLA e chi li sosteneva, la casa, insomma, dobbiamo lavorare per tenerli al domicilio il più possibile, perché è la cosa assolutamente che rende quello che loro hanno dato, rende. E quindi dobbiamo fare così, però c'è bisogno di sostegno. C'è bisogno di sollievo. Voi pensate che nelle nostre USL, ad esempio, per il sollievo delle persone ammalate di SLA abbiamo se no un posto, perché a volte le famiglie hanno bisogno anche di un mese, una settimana, magari 2 settimane di sollievo per poter quantomeno, e non c'è neanche questa possibilità. Pensate che a casa aver persone come magari il palliativista, lo psicologo, l'educatore che passa ogni tanto e magari fa qualche parola, che parla con i familiari, che ti rende anche partecipe e che pensi che sia consapevole di quello che tu stai passando, sarebbe fondamentale. Noi seguiamo il 50% di quelli che sono gli malati oncologici. Tutto il mondo, resto, dalla demenza, tutte le malattie, sono fuori. E la nostra battaglia è anche la legge che stiamo lavorando, anche per predisporre, per il sostegno a domicilio, per tutte, insomma, stiamo lavorando in questo senso, per cui ti ringrazio tantissimo. Grazie. E grazie a Francesca. Io chiudo anche ringraziando insomma queste ultime riflessioni di Anna Maria, con cui chiaramente abbiamo condiviso gli ultimi 6 anni e mezzo di attività, e in modo intenso su quello che lei ha già detto. E ringrazio Barbara, perché credo che spesso noi parliamo di domiciliarità, di servizi, l'abbiamo fatto anche adesso, ma al dare voce a chi non ha voce alle volte scappa di vista, perché le cose da fare sono tante, perché la quotidianità è fatta di impegni e chiaramente di impegni e di scadenze, ma è forse un aspetto su cui riflettere di più e a cui dare più spazio. Perché quando si parla anche di servizi di domiciliarità bisognerebbe un po' più magari anche riflettere su quelli che sono gli aspetti di sostegno, come ci ha anche in qualche modo confidato Barbara, di sostegno umano, che vanno oltre l'aspetto farmacologico, su cui chiaramente si stanno facendo molte ricerche, con cui si sta andando avanti, su cui c'è un lavoro incessante da parte anche delle istituzioni, però l'aspetto umano e l'aspetto del carico se ne parla troppo poco, e che è secondo me l'elemento su cui dobbiamo fare sempre più attenzione, perché non basta una pastiglia, c'è tutto il resto. La persona con demenza, come le persone con altre patologie, rimangono persone col cuore e con la testa. E l'ultima cosa che mi permetto di dire è che infatti la cosa bella quando io incontro Anna Maria, la mamma di Barbara,
è proprio il sorriso e la mano che ti prende e ti accarezza, che vuol dire che l'animo continua a essere coltivato in modo positivo, e questo è un merito chiaramente in questo caso dei figli che si è trovata a casa, ma sarebbe bello che tutte le persone possano avere il dono di poter continuare a vivere serenamente anche nella malattia che nel corso della vita può succedere e ti può toccare. Quindi un grazie di cuore e una buona continuazione.